The first of them is, and I'm going to call him up, is Salvatore Piccone. Salvatore, vieni qua. Salvatore is a city councilor. He is they have a board of control there. And Salvatore is responsible for culture. So they have ministries within their city hall. And he is responsible for culture. He is a walking encyclopedia of Racalmutese history and Sciascia history. So you're in for a real treat. Buonasera a tutti. Intanto. Le radici di Leonardo Sciascia a Racalmuto. Isola nell'isola, come ogni paese siciliano di mare o di montagna, di desolata pianura o di amena collina, la mia terra, la mia Sicilia è Racalmuto in provincia di Agrigento. A Racalmuto sono nato e mai me ne sono distaccato e così profondamente mi pare di conoscerlo nelle cose e nelle persone, nel suo passato, nel suo modo di essere, nelle sue violenze e nelle sue rassegnazioni, nei suoi silenzi, da poter dire quello che Borges dice di Buenos Aires. Ho l'impressione che la mia nascita sia alquanto posteriore alla mia residenza qui. Risiedevo già qui e poi vi sono nato. Così scrive Leonardo Sciascia nel libro Occhio di Capra, straordinario diario dedicato ai racalmutesi, che raccoglie detti e modi di dire del paese. Leonardo Sciascia nasce nel cuore dell'isola, l'8 gennaio del 1921, da Pasquale e da Genoveffa Martorelli. Ha le sue radici nella zolfara, la storia dello scrittore Sciascia. Il nonno e il padre lavoravano in una zolfara. Il piccolo Leonardo frequenta la casa delle zie, di cui 2 maestre di scuole elementari. La piccola biblioteca della casa di via Regina Margherita, a 2 passi dalla chiesa del Monte, è un luogo importante per la formazione dello scrittore. Inizia sin da ragazzo a leggere I Promessi Sposi di Manzoni, gli autori francesi, Il paradosso del commediante di Diderot, I Libelli e I Beati Paoli. Trascorre tutto sommato un'infanzia serena. Dopo le scuole elementari frequenta la sartoria dello zio Salvatore, cacciatore, come ci ricordava il senatore Pillitteri. Nel 1935 si trasferisce con la famiglia a Caltanissetta e si iscrive all'Istituto Magistrale. Torna a Racalmuto nel 1941, impiegato presso l'ufficio dell'ammasso del grano. È l'occasione per Sciascia di conoscere e approfondire il mondo contadino. Legge e inizia ad intrattenere rapporti epistolari con gli intellettuali dell'epoca e frequenta il teatro Regina Margherita. E in quel teatro scrisse incantevole di stucchi, di ori, di velluti, allegorie e luci. Ho visto il più bel teatro della mia vita. E poi ancora le sale del Circolo Unione, il Circolo dei Galantuomini, il Circolo dei Do. Nel 1944 sposa Maria Andronico, insegnante anche lei alle scuole elementari di Racalmuto, dalla quale avrà 2 figlie, Laura e Anna Maria. Nel 1947 vince il concorso di insegnante e prende servizio nella scuola elementare. Non amo la scuola, diceva, entro nell'aula scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie. Sono gli anni delle prime pubblicazioni dello scrittore, Favole della dittatura. È un piccolo, delizioso libro di poesie, La Sicilia e il suo cuore. È una straordinaria poesia, dice, dedicata a Racalmuto. Mi è riposo il ricordo dei tuoi giorni grigi, delle tue vecchie case che strozzano strade,
della piazza grande piena di silenziosi uomini neri. Tra questi uomini ho appreso grevi leggende di terra e di zolfo, oscure storie squarciate dalla tragica luce bianca dell'acetilene. E l'acetilene della luna nelle tue notti calme, nella piazza le chiese ingramagliate d'ombra. È cupo il passo degli zolfatari, come se le strade coprissero cavi sepolcri, profondi luoghi di morte. Dall'esperienza di maestro elementare, il giovane Sciascia scrive un lungo articolo dedicato alla sua esperienza di maestro. Nasce così il primo vero libro che consacra nel 1957 il giovane scrittore di Racalmuto alla letteratura nazionale con Le parrocchie di Regalpetra. La scuola così diventa mediazione tra il maestro scrittore e il paese. Nella sua classe egli osserva, focalizza le condizioni reali di esistenza di tutta la comunità racalmutese. Le radici dello scrittore e del paese sono quindi radici storiche. Il realismo sciasciano non è scindibile da un voler capirsi nella storia. Perciò il passato di Racalmuto Regalpetra non è là nella lontananza dei secoli, ma è presente, sedimentato nelle persone, e non solo a scuola, al circolo dei galantuomini, tra gli amministratori del comune, nelle saline e nelle zolfare, nelle parrocchie con i preti giovani che litigano con l'arciprete e nelle feste. Dopo le parrocchie di Regalpetra, Sciascia lascia la scuola, si trasferisce a Caltanissetta e poi a Palermo. Pubblica Gli zii di Sicilia, Morte dell'inquisitore, Il mare colore del vino. E proprio in quest'ultimo libro leggiamo un memorabile racconto dal titolo Il lungo viaggio. E racconta di un pugno di contadini siciliani che, ingannati da trafficanti senza scrupoli, la stessa cosa che avviene oggi nel Mediterraneo, vengono imbarcati per l'America, ma dopo un ozioso periodo al largo dell'isola vengono fatti sbarcare nuovamente in Sicilia, che essi scambiarono inizialmente per le terre d'oltreoceano, salvo a disilludersi in un disincantato finale. Un viaggio dunque senza approdo, senza salvezza, è un amaro apologo sull'emigrazione e sull'impossibilità del riscatto. Non è stato questo il caso, non è stato questo il destino dei racalmutesi di Hamilton, degli italiani in Canada, che protagonisti sono riusciti a far coincidere con il loro lavoro e con l'intelligenza il loro futuro con il futuro di questa grande nazione. E questo è il miracolo racalmutese nel miracolo canadese. Ed è lo stesso sortileggio e lo stesso destino è toccato adesso grazie a questa statua collocata nel cuore antico di Hamilton, e per questo siamo grati agli amici racalmutesi, al più grande dei racalmutesi, Leonardo Sciascia, che cittadino d'Europa e del mondo, allievo degli illuministi francesi, decideva consapevolmente di chiudere il cerchio della sua vicenda esistenziale e intellettuale in quella sua Regalpetra e intorno alla lapide bianca al cimitero di Racalmuto, con quella scritta enigmatica: ce ne ricorderemo di questo pianeta. Da Racalmuto Regalpetra, dalla silenziosa campagna di Contrada Noce, dove tutte le estati si rifugiava per scrivere i suoi libri, lo scrittore di Racalmuto ha saputo parlare all'Italia e al mondo, divenendo la coscienza civile della Sicilia, a metafora del mondo. Grazie a tutti per la cortese attenzione.